Appena iniziata questa edizione 2025 della Fogarelle qui a Corona, insomma, sembra che il fumo dia presagio positivo, almeno da quanto stiamo vedendo. Ma parrebbe proprio di sì. Speriamo che poi l'anno sia altrettanto positivo e porti soprattutto salute a tutte le popolazioni, ecco, sia quelle locali nostre che anche gli eventi e le guerre che ci sono in giro per il mondo vengano un po' meno, che tutti i nostri governanti cominciano ad avere un'altra visione, ecco. Questa è la speranza per tutti. Noi nel nostro canto cerchiamo di tenere unite le nostre comunità evitando le divisioni e la partecipazione ampia che c'è anche a questo evento lo dimostra. L'importanza di mantenere viva, no, le tradizioni in periodo un po' particolare. C'è una forte volontà anche della pubblica amministrazione a mantenere queste tradizioni, perché le difficoltà per portarle a termine sono molteplici, la burocrazia è molta, però noi ci impegniamo a mantenerla e a fare tutti i passaggi necessari affinché si possa continuare a farla non solo quest'anno ma anche agli anni a seguire. Finché c'è partecipazione questi eventi verranno fatti ogni anno. Ho detto una cosa importante è la partecipazione, no? La comunità tenere viva proprio per non perdere, no? Qualcosa di unico. Esattamente, esattamente. Questo è fondamentale perché in un mondo in cui tendenzialmente siamo abbastanza individualisti, il fatto di poter coinvolgere tutta la comunità, il paese, ma anche i paesi vicini, è un segno molto, molto importante, che qui si può collaborare non solo per questi eventi ma per altre anche iniziative. E questo paese qui a Corona, anche Mariano, lo dimostrano. Bene, allora auguri e buon 2025. Grazie, grazie a tutti, auguri a tutti.